Telespettatori di Antenna 3, siamo in diretta anche per questo mezzogiorno per darvi tutti gli aggiornamenti di cronaca, attualità politica dal nord-est e non solo. In primo piano oggi ci sono i fatti di Vicenza, perché mezza città è mobilitata per il Bomba Day. Migliaia le persone interessate che questa mattina sono state evacuate. Le operazioni sono in corso e ve le racconteremo nel corso della giornata. Ma cominciamo il nostro racconto vicentino partendo da alcune importanti testimonianze che ha raccolto questa mattina il nostro Carlo Inghilleri. Sentiamo le voci dei vicentini. Attenzione, attenzione, evacuazione in corso. Possiamo chiedervi com'è questa evacuazione, come sta andando? Sta andando bene, siamo partite quasi tutte, sì, grazie. Deve tenerle aperte. Tutto deve tenerle aperte. Questo vuol dire. Buona giornata. Voi siete proprio i dirimpettai, siete proprio i vicini di casa dell'ordigno. Esattamente, noi siamo proprio i vicini di casa, ma era previsto da tempo, quindi dai, ci siamo presi per tempo. Oggi giornata da evacuati, come si svolgerà? Andiamo fuori città, facciamo un giretto, quindi niente di che. Una cosa normale, dai. Speriamo vada tutto bene, ma siamo sicuri che vada tutto bene perché c'è stata già un precedente anni fa e quindi sì, dai, siamo fiduciosi, nessun Avete problema. aperto i vetri, le finestre? Sì, abbiamo fatto tutto, abbiamo aperto tutto, abbiamo scocciato tutto quanto, quindi abbiamo chiuso il gas, tutto quanto, luce, gas e tutto quanto, dai. Una giornata da sfollati, Da sfollatissimi, bisogna andare via e noi andiamo, che vuoi fa? Avete applicato tutte le norme, tutti gli insegnamenti, tutte le indicazioni? Tuttissimo. Ho preso lo scotch alle finestre. Ho preso lo scotch alle finestre a mo' di anteguerra. Quindi Sì. ricapitoliamo. Chiusura del gas. Perfetto. Poi? Scotch alle finestre, apertura delle finestre. Animali in sicurezza. Sì, importantissimo. E non mi ricordo più. Più di così. Uscire di casa. Uscire di casa e andare. Ecco. Il problema è la colazione saltata per mancanza di elettricità. Buona giornata. Ma allora, Una giornata da evacuato. sì. No, ma niente di più, guardate che no. Niente di serio. Niente di serio. Attenzione, attenzione, evacuazione in corso. Liberare le abitazioni entro le ore 8. Queste le immagini quindi che arrivano dal cuore di Vicenza, forze dell'ordine, volontari mobilitati per dare una mano concreta a tutta questa massa di vicentini, di persone che sono state tirate giù dal letto fondamentalmente questa mattina, appunto quasi all'alba. Non so se siamo in grado di collegarci con Carlo Inghilleri che è in diretta da Vicenza, non lo vedo, so che forse c'è qualche problema di connessione, chiedo alla regia se per caso Carlo è collegato. No, allora andiamo avanti comunque con il nostro racconto. Sempre Inghilleri ci racconta invece le operazioni di disinnesco, la gestione dell'ordigno. All'atto pratico, una volta che avremo la conferma che la zona è in sicurezza, potremo procedere con le nostre operazioni, che si baseranno su una tipologia di strumentazione che è questa qua, che effettuerà un taglio con l'acqua proprio, acqua ed abrasivo, sì. Andremo a effettuare un taglio nella circonferenza della parte più pericolosa che è rimasta ancora attiva e non insicura all'interno della bomba. Fatto quello, da remoto controlleremo che l'operazione sia andata a buon fine con un sistema di videocamere.
Se notiamo che è andata come deve andare, verremo qui, asporteremo la parte più pericolosa, diciamo, e la metteremo in sicurezza in un'altra struttura che abbiamo creato qui di fianco al sito. È una camera di espansione. All'interno di questa camera di espansione realizzata con dei sacchetti a terra, verrà posizionata la spoletta una volta rimossa dal corpo principale dell'ordigno. Invece in quella posizione è stato interrato un sismografo nella parte posteriore. Dietro questa rete ombreggiante vi è la sua cassetta con l'alimentazione e la registrazione dei dati. Servirà appunto per avere la tracciatura di quelle che saranno le onde sismiche che si genereranno a seguito della detonazione chiaramente sola spoletta, che è l'unica detonazione che noi vorremmo effettuare quest'oggi. Dopo di ciò l'ordigno diventa trasportabile perché è stato privato delle parti appunto attive più sensibili e verrà portato nel luogo che è stato scelto per la sua distruzione. Questo ancora il racconto di Inghilleri, ma siamo in grado adesso di collegarci per un aggiornamento veloce con Carlo. Buongiorno Carlo. Sì, buongiorno a tutti i telespettatori. Siamo con il sindaco di Vicenza, Francesco Rucco, davanti al COC, il centro operativo comunale. Mi scuso se poco fa non riuscivamo a collegarci, ma è stata bloccata anche la rete telefonica. Lo diciamo, siamo proprio ai limiti dell'area di 450 metri, un raggio di 450 metri dall'ordigno, che è stata evacuata e dove è stato bloccato tutto. Sono state bloccate le utenze, il gas, la luce. Ecco, un'operazione che ha impegnato moltissimo i tecnici e anche il comune. Sì, un'operazione complessa, delicata, perché l'ordigno è innescato, quindi bisogna attivare tutte le tutele del caso. Stiamo adesso, dopo un piccolo ritardo per l'evacuazione, ma siamo nei tempi previsti, stanno lavorando molto bene. Queste sono informazioni che ci arrivano dal punto dove c'è la bomba. Abbiamo organizzato anche la dislocazione delle persone che hanno avuto necessità di un supporto, anziani, fragilità, ricoverati in ospedale e cittadini che non avevano dove andare. Devo dire che ho fatto un giro di controllo e tutti sono soddisfatti, ringraziano per l'organizzazione, e quindi questo ringraziamento lo giro all'amministrazione comunale e alla protezione civile. Una evacuazione in tempi significa positività. Ci sono stati casi positivi? Sì, c'erano dei casi di positività, però sono stati monitorati nei giorni fino all'ultimo giorno utile. In realtà ad oggi non abbiamo problematiche particolari, tranne una persona allettata che è stata isolata all'interno dell'ospedale in un'area Covid. Certo. Grazie al sindaco, che lasciamo andare perché in questo momento è impegnato. Grazie ancora. E direi che per il momento da Vicenza è tutto. Ci riaggiorniamo più tardi e vi continueremo a raccontare questa giornata di Bomba Day. La linea allo studio. Grazie Carlo, grazie davvero per questo racconto. Ci aggiorniamo più tardi e veniamo invece ad una bella notizia che riguarda la marca trevigiana e non solo, l'intero sport veneto, perché l'Imoco, le Pantere dell'Imoco hanno colpito ancora e hanno agguantato un traguardo straordinario. Da ieri sera sono campionesse d'Europa, hanno vinto la Champions League femminile. La corazzata guidata da Daniele Santarelli ha frantumato così ogni record in questa stagione, quella del 2020-2021. Non le ha fermate nemmeno il Covid, le campionesse dell'Imoco, un traguardo che resta nella storia del club, della città del Cima e non solo. Pensate, non parliamo solo di questo importante traguardo. Negli ultimi mesi le Pantere dell'Imoco hanno agguantato Supercoppa, Coppa Italia, campionato e ora per l'appunto la Champions League, oltre alle vittorie consecutive che sono state ben 64 di
fatto vincono ogni match. Chiaramente la città del Cima Conegliano oggi sta festeggiando, vedete le immagini di ieri sera, sono immagini di sport, ma non solo, di grande umanità, di grande gioia, in un momento difficile anche per il mondo dello sport, non solo lo sport amatoriale ma anche quello professionistico. Sono immagini e saluto e ringrazio Presidente Marcon, Presidente della provincia di Treviso, che fanno bene ai trevigiani. Certo, un saluto a lei e a tutti i telespettatori. Sì, è un poker che quest'anno, insomma, in questa annata sportiva fa della provincia di Treviso, grazie a Dimoco, ancora quella provincia tra le più sportive d'Italia, no? Centrare dei risultati così in questo tempo di pandemia, oltre a riempirci di un grandissimo orgoglio, passa un messaggio di positività e che quindi c'è il futuro che arriva, nonostante tutto, insomma, si continua, si va avanti. Un plauso alle ragazze, a tutta la compagine, a tutta la squadra, a chi sta alle spalle, no? A chi lavora per arrivare a questi risultati straordinari che è giusto esaltare e mettere in evidenza. Veramente un'emozione forte e ci voleva. Ci voleva, fa bene all'umore delle truppe, usiamo questo termine, Presidente. Esatto, sì, serve caricarsi un po', no? Dopo questo tempo di grandi restrizioni anche e soprattutto nell'ambito sportivo, perché a me vengono in mente quelle società che lavorano sui giovani, sui ragazzi, quelli che insomma fanno sport da bambini, che in questo momento pagano dazio e da tempo purtroppo. Qualcuna sta ripartendo, qualche disciplina insomma si è rimessa in moto e serve lo sport, è quel veicolo, è quella disciplina che forma i giovani, che insegna loro il valore del sacrificio, il saper gestire qualche sconfitta e il saper gioire di vittorie come queste che sono il frutto di tanti sacrifici. Quindi a loro, alle ragazze, va tutto il mio personale plauso e quello della provincia di Treviso, e che si godano appieno questa enorme felicità sportiva. A proposito di nuove generazioni, lei è su un doppio fronte, quello di sindaco di Castelfranco Veneto e di presidente della provincia, ente provincia che ha la gestione dell'edilizia scolastica, degli istituti soprattutto superiori. Come li vede, Presidente, questi giovani, al di là degli interventi, delle opere che avete portato avanti anche in questi mesi di sicurezza, ma come li vede, come li percepisce? Li vedo maturi per la loro età, consapevoli della difficoltà del tempo, con la voglia di tornare a fare didattica in presenza, rispettosi delle regole, e non è così scontato, insomma, perché questo periodo di limitazioni ha un po' cambiato le abitudini dei ragazzi e li senti, insomma, aver voglia di tornare a socializzare, a fare scuola in presenza, mi ripeto, e insomma hanno patito, però sono stati bravi nel saper adattarsi alle nuove esigenze che il tempo di pandemia ha costretto tutti un po' a riadattarsi, anche i giovani, e con la volontà di comunque tornare a una sorta di normalità, cioè quello di frequentarsi tra di loro, di poter confrontarsi, di avere il contatto diretto, di poter insomma in qualche modo fare quel percorso che tutti noi auspichiamo, no? Cioè di farli andare a scuola, frequentare i ragazzi, frequentarsi tra di loro. Li vedo partecipi, un po' sofferenti per certi aspetti, perché non manca solo il mondo della scuola, ma come abbiamo appena detto quello dello sport, quello dello svago, quello della possibilità di fare approfondimenti anche magari spostandosi, no? Mettersi in relazione con altri giovani come loro di altri posti. Oggi questo è ancora un po' limitato, però li vedo pronti, li vedo attivi, li vedo insomma ancora al centro della loro missione, li sento e vedo anche insomma che si sono adattati con questa didattica a distanza comunque a partecipare a competizioni scolastiche, perché ce ne sono state ancora, certo. Insomma bisogna tornare diciamo alla normalità, che la sua fotografia è una fotografia tutto sommato positiva. Tra l'altro di mobilità soprattutto rivolta ai più giovani torneremo a occuparci più tardi.
Oggi, Presidente, è domenica 2 maggio, ci lasciamo alle spalle una settimana che è stata per certi versi di ripartenza. Tante attività economiche, va detto, non sono state aiutate dal maltempo e dalle temperature di questi giorni, soprattutto i ristoranti, i locali all'aperto. Che bilancio può tracciare di questa prima settimana in giallo per il Veneto, per la Marca Trevigiana in particolare? Guardi, secondo me quando siamo partiti dal 26 c'è stata questa riapertura e un approccio soft da parte degli utenti rispetto a ristoranti piuttosto che bar, si capiva e si percepisce anche qui la volontà di tornare a frequentarli. C'è stato ieri un po' critico, ieri insomma è stata una giornata dove qualche criticità è stata evidenziata. Anche qui l'appello è sempre quello alla responsabilità dei ragazzi giovani, c'è quella fascia dai 15 ai 25 anni che in qualche modo si lascia prendere dal trasporto, no? Chiamiamolo così, certo, che è insito in quella età, e a loro rivolgo il mio appello al senso di responsabilità, insomma stiamo tornando ad avere la possibilità di frequentarci. I numeri stanno tenendo oppure stanno andando verso il calo, anche se in modo lento, e questo grazie all'azione della combinata dei vaccini, alle regole che insomma siamo abituati ormai a ottemperare, la regola del contenimento e della prevenzione della diffusione del contagio, e quindi il bilancio tutto sommato è positivo anche qui, ancorché ci siano margini di miglioramento. Io invito, laddove sia possibile, i ragazzi a trovare quel giusto equilibrio tra la voglia di poter vivere una condizione di normalità e questo pericolo che ancora comunque pende sulle nostre teste. E, Presidente, dove ci sono stati, quindi ieri mi dice c'è stato qualche episodio quindi di assembramento? Sì, diciamo, io posso testimoniare qualcosa in piazza Castelfranco Veneto a un certo momento, quando è arrivata la pioggia, magari piuttosto che vedere la gente andare via c'è stata qualche situazione un po' borderline, chiamiamola così, abbiamo dovuto intervenire in qualche modo con le forze dell'ordine, niente di straordinario, niente di particolarmente insomma critico, certo che situazione che bisogna in qualche modo moderare ed intervenire. Poi so che anche le località di mare, certo, Jesolo per esempio ieri è stata un po' presa all'assalto anche lì, anche se comunque si nota ancora questo contenimento, non c'è un liberi tutti ed è un bene così. E questo va detto. Ci sono state multe ieri o nell'ultima settimana nel suo caso di Castelfranco? No. A Castelfranco Veneto non mi risulta che ci siano state sanzioni, e questo devo dire anche grazie al grande lavoro che fanno i ristoratori e i baristi, i quali sono i primi a cercare di far mantenere le linee di condotta che servono in questo momento, perché poi sanno che magari sono i primi a pagare dazio, e avendone già pagato tanto in modo importante sono i nostri primi baluardi di sicurezza, chiamiamoli così. Assolutamente. Presidente, poi questa settimana che ci lasciamo alle spalle è stata importante anche per un altro fatto politico istituzionale, la trasmissione a Bruxelles del PNRR, del Recovery Plan all'italiana, 248 miliardi di euro, lo ripetiamo molto spesso, ma secondo lei quanti ne arriveranno nella Marca Trevigiana e come e se saranno coinvolti i territori, le province in particolare? Come associazione delle province nazionali noi siamo sempre stati coinvolti, ed è un piccolo motivo di soddisfazione per il sistema province che per tanto tempo è stato messo in disparte nel governo dei territori. Ormai sembra assodato che le province siano tornate ad essere un punto di riferimento per la gestione di alcune tematiche, scuole e strade soprattutto, ma ci siamo posti anche a fianco del PNRR rispetto alla digitalizzazione e alla transizione ecologica, insomma a fianco di questo che, se sarà colto appieno, sarà un momento che darà una grande trasformazione a tutto il sistema paese. E come province abbiamo concorso assieme agli altri enti territoriali, comuni, città metropolitane e regioni,
alla stesura del PNRR. Che cosa succederà? Intanto è andato in Europa, sarà il vaglio dell'Europa e speriamo che lo accolgano in pieno e non ci siano delle limitazioni. Certo. Ci dicono che 81 di questi miliardi dovrebbero essere governati direttamente dagli enti locali, mi ripeto, regioni, città metropolitane, province e comuni. L'auspicio è che tutti gli enti possano godere direttamente di questi fondi e che non passino attraverso meccanismi di vecchia impostazione, chiamiamola così, e ci diano l'opportunità di gestirli direttamente. Mi dia una priorità su tutte, Presidente. Se lei avesse la bacchetta magica e la possibilità di indirizzare una parte consistente di questi soldi sulla Marca, quale sarebbe la sua priorità? La scuola, l'edilizia scolastica. Abbiamo un piano che manca di essere finanziato per altri 34 milioni di euro all'interno di un piano da circa 54. Se avessimo la possibilità di gestire questi soldi, noi siamo pronti per far sì che il sistema scolastico secondario di secondo grado in provincia di Treviso sia sicuro, sia efficiente sotto il profilo energetico, confortevole e che dia insomma una sicurezza che non è che manchi, ma che si possa andare ai livelli alti rispetto a questo tema. Questa quindi è la priorità del Presidente Marcon per il recovery plan alla trevigiana, possiamo chiamarlo così? Chiamiamolo Sarebbe così. bello insomma chiamarlo così. E tema connesso a quello delle scuole, lo dicevamo prima, è quello della mobilità. Anche qui la provincia ha avuto e continua ad avere voce in capitolo. Per fare il punto di questo particolare frangente siamo collegati anche con Roberta Marcon, che è presidente autobus operator di Confartigianato Marca Trevigiana. Buongiorno Marcon. Buongiorno. Buongiorno, non so, siete parenti? Chiedo perché se lo stanno chiedendo tutti. Ecco. Allora, Roberta Marcon, qual è la situazione aggiornata del trasporto privato in terra di Marca? È stato un anno difficilissimo e lo è tuttora. Sì, per le aziende private del noleggio autobus con conducente è stato un anno abbastanza difficile, in quanto il blocco di tutto il settore turistico ha ovviamente di conseguenza bloccato anche le nostre aziende che ovviamente si occupano del trasporto persone, in particolare del trasporto dei turisti ovviamente. Uno sbocco lavorativo ci è stato dato appunto a far data da settembre con il supporto alle aziende di trasporto pubblico locale nel trasporto degli studenti a scuola. Diciamo che questo è stato uno dei pochi sbocchi lavorativi che abbiamo avuto e c'è stata una buona collaborazione con l'azienda di trasporto pubblico locale MOM di Treviso. L'unico inghippo che possiamo aver rilevato è determinato proprio dalla discontinuità del servizio, perché purtroppo questa apertura e chiusura costante delle scuole da settembre fino alla data odierna non ha garantito una continuità nel servizio che in realtà a settembre ci aspettavamo, insomma. Diciamo che ecco, come comparto siete appesi ai provvedimenti soprattutto del governo, è così, Presidente Stefano Marcon? Esatto. Sì. Perché sì, lo sforzo è stato proprio questo, immagino, sia della provincia che di MOM. Io ringrazio la Presidente per aver messo in evidenza appunto che grazie alla collaborazione con l'azienda di trasporto provinciale si sia dato uno sbocco lavorativo alle aziende di trasporto, ma sto a ringraziarle anche e soprattutto per essersi messe a disposizione proprio con tanta flessibilità, perché l'inghippo, come ha ben evidenziato la mia omonima, è stato quello delle partenze, gli stop, le ripartenze, le varie capienze, la percentuale di didattica in presenza piuttosto che a distanza,
questo ha creato grandissimi problemi di organizzazione e senza avere molto tempo a disposizione ci siamo trovati a dover discutere il venerdì per poi essere pronti di lunedì e magari essere stoppati il venerdì successivo, e quindi non è semplice né per le aziende di trasporto pubblica né per i privati cominciare a mettere gli autisti, ad esempio, no? A chiedere la disponibilità degli autisti che prima metti in cassa integrazione piuttosto che altri tipi di ammortizzatori, poi rientrano, poi ripartono di nuovo, tempi determinati per le pubbliche amministrazioni. Insomma, è stato un grande caos, ma all'interno di questo caos la provincia di Treviso io credo che si sia fatta trovare pronta ogni qualvolta la scuola è ripartita, grazie soprattutto a questo rapporto di collaborazione con i privati che è stato fondamentale per il piano di trasporto pubblico scolastico provinciale, più e più volte sottoposto al tavolo prefettizio. Certo, tra l'altro volevo dare qualche numero per dare la dimensione anche del comparto. In Veneto ci sono, mi corregga se sbaglio Roberta Marcon, 347 autobus operator, nel Trevigiano sono una cinquantina. I mezzi in tutto il Veneto sono 3.000, 609 in provincia di Treviso. Gli addetti oltre 2.000, quasi 500 nel Trevigiano, sono numeri importanti. Le posso confermare i numeri che lei ha appena dato e sono convinta dai numeri importanti, quindi ringrazio il Presidente Marcon per il suo intervento di prima perché ha centrato a pieno le difficoltà e capite anche voi che quindi da parte delle aziende private c'è la disponibilità per una forte collaborazione sia con le province con le aziende di IPL. La questione, il punto fondamentale è appunto l'organizzazione. Mi auguro che per la ripartenza di settembre quest'estate si possa lavorare in maniera un po' più calma e anche più proficua per poter organizzare i servizi al meglio e garantire una certa continuità, perché è certo che sicuramente da settembre l'entrata a scuola, quantomeno delle superiori, dovrà essere partita a tutti i ragazzi dopo 1 anno e mezzo di stop a singhiozzi. Quindi se riusciamo ad organizzarci per tempo prima con la provincia, con il prefetto e a creare un piano di trasporti più preciso ed adeguato, sarà di sicuro di auspicio sia per i ragazzi che viaggeranno in tutta sicurezza, ma anche per le aziende private e per le aziende pubbliche che devono svolgere questa tipologia di trasporti. Ecco, Presidente Marcon, Stefano Marcon, che settembre sarà? Perché tutti noi ovviamente stiamo guardando al presente, non potrebbe essere altrimenti, però questa pandemia sta portando anche dei cambiamenti radicali e strutturali. Lei che ripartenza vede per settembre? Io vedo una ripartenza che non abbia più la pandemia come focus centrale, nel senso che se il piano di vaccinazione va come sta andando, i numeri ci dicono che a quella stagione dovremo avere coperto insomma quel numero di persone che serve ad arrivare all'immunità di gregge, e quindi passato questo periodo ci sarà una ripresa che saprà cogliere anche quelle innovazioni che la pandemia ci ha portato, no? E quindi spazi maggiori a disposizione degli studenti. Oggi noi abbiamo creato, ad esempio nell'edilizia scolastica, abbiamo risolto delle situazioni che anche in tempo di normalità ante-Covid insomma avevano qualche criticità. Quindi se ci sarà il ritorno alla normalità, io sono convinto di sì, avremo una situazione un po' più stabile. Ci sarà un utilizzo della tecnologia da remoto anche in tempo ordinario, perché ci siamo anche resi conto che per qualche aspetto può tornare utile. Ci saranno dei trasporti più sicuri
alcuni provvedimenti rispetto a sanificazioni o cose, manterremo insomma una linea di sicurezza migliore rispetto a quando la pandemia non c'era. Anche qua vorrei sfatare, se mi consente, una leggenda metropolitana, che il trasporto ad esempio è veicolo di contagio. Non è così, perlomeno nella nostra provincia. Certo, la nostra provincia non è utilizzato il trasporto pubblico locale per spostamenti lavorativi, bisogna essere onesti, altre città metropolitane o altre realtà utilizzano il trasporto pubblico anche per il mondo del lavoro. Però qui da noi per esempio hanno fatto degli interventi in AS di controllo negli autobus e non sono stati trovati elementi di contagio, tracce del virus non sono state trovate. Quindi io spero e auspico che prendano a modello quel che di buono abbiamo espresso sul trasporto pubblico locale, mi riferisco a questo, anche per altre realtà provinciali, perché aiuterebbe ad arrivare ad una situazione di normalità con tanta sicurezza in più. Roberta Marcon, torno da lei per un'ultima battuta, perché abbiamo parlato di supporto del trasporto privato al TPL, ma c'è tutto un mondo che ruota attorno al vostro comparto, le gite scolastiche che non si fanno più, le gite turistiche, tout-court ovviamente, quindi tutto fermo da questo punto di vista, e si pone il problema delle misure compensative che fino ad oggi di fatto non avete visto. No, purtroppo noi come categoria ho ricevuto esclusivamente, diciamo, i ristori sono noti a tutti, però nello specifico a livello di codice tecnico non sono stati fino a questo momento considerati. Abbiamo chiesto a livello regionale e c'è qualche problema con lo Skype di audio, mi pare. Comunque diciamo che voi avete portato anche sui tavoli istituzionali questa precisa problematica. Certo, effettivamente, perché purtroppo pare oggi anche che la nostra tipologia di lavoro, che i nostri autobus si chiamano Gran Turismo, non abbiano bisogno di ulteriori giustificazioni per far capire che effettivamente anche la nostra tipologia di lavoro dovrebbe rientrare all'interno di tutti quei ristori che sono previsti per la filiera del turismo, e quindi in questo periodo ci stiamo muovendo, come dicevo prima, sia a livello regionale che a livello nazionale, affinché si capisca che anche dobbiamo essere presi in considerazione. Grazie davvero a Roberta Marcon, presidente degli autobus operator di Confartigianato Marca Trevigiana, e grazie a Stefano Marcon, presidente della provincia di Treviso e sindaco di Castelfranco. Grazie davvero a entrambi per questo momento di approfondimento. Grazie davvero, buon lavoro, buona domenica. Buona domenica. Noi adesso abbiamo qualche istante di pubblicità, poi torniamo sui temi del lavoro e dell'economia con l'assessore regionale Donazzan. Ci ricollegheremo poi con Vicenza per il Bomba Day. A dopo. In diretta in questa domenica 2 maggio, ieri una festa del lavoro che da più parti è stata definita inevitabilmente sottotono per tutta una serie di ragioni, a cominciare ovviamente dalle misure di sicurezza anti-Covid che non hanno consentito grandi manifestazioni, e questo per il secondo anno consecutivo. Ma per fare il punto della situazione occupazionale in Veneto e dell'economia siamo collegati, come vi dicevo prima, con l'assessore regionale all'istruzione e al lavoro Elena Donazzan. Buongiorno Donazzan. Buongiorno a voi e grazie per questa riflessione su un tema così delicato quale quello del lavoro in questi giorni. Ecco, che primo maggio è stato, assessore? Ma è stato un primo maggio fatto di amarezza sostanzialmente, perché i posti persi sono importanti. Se calcoliamo che in Italia siamo oltre 22 milioni di occupati che reggono il corpaccione grande della nostra nazione,
di quasi 59 milioni di abitanti, 22 milioni sono solo gli occupati e di questi ne abbiamo persi quasi 1 milione di posti di lavoro in un solo anno. Questo è un dato che è inquietante. Esattamente 945.000 dicono le fonti dell'Istat. Il problema l'abbiamo anche in Veneto, che è vero che riusciamo a reggere sempre in modo molto più veloce, ma è anche vero che in Veneto mancano all'appello moltissimi posti per quanto riguarda il mondo del turismo, della ristorazione, di tutto ciò che è accoglienza, evidentemente legati alla pandemia, ma purtroppo si calcola anche che moltissimi, soprattutto tra i lavoratori autonomi e le partite IVA, hanno chiuso, hanno perso il lavoro, non li ritroveremo anche a causa di normative, di scelte diciamo molto penalizzanti. E abbiamo province che stanno soffrendo più di altre, la provincia di Venezia, quella di Verona, Verona è sempre stata una provincia che aveva dati molto positivi ed invece impatta molto il mondo ovviamente dell'intrattenimento e del turismo. La provincia di Treviso, che ha numeri importanti nel campo della moda, abbiamo calcolato purtroppo che quasi 12.000 saranno i posti di lavoro che si perderanno, non solo quelli che abbiamo già perso, se quando ci sarà il blocco dei licenziamenti non ci sarà anche una ripresa della nostra economia. 12.000 assessore in Veneto, ovviamente. Solo della moda in Veneto, solo dell'ambito della moda. Sì. Sono numeri inquietanti perché noi dobbiamo immaginare che le imprese che danno lavoro alla nostra terra sono anche quelle che stanno soffrendo moltissimo, sono imprese che rischiano tutti i giorni perché non sono arrivati i ristori, perché le banche stringono i cordoni. Voglio citare qui anche i 2 casi simbolo di questa nostra stagione veneta. Noi parliamo dell'ACC in particolare, certo. Io voglio tornare su questo punto, perché qui il paradosso è che l'azienda ha molto lavoro, ha molte commesse, è un'azienda importante, non solo per la tradizione, ma per il comparto della meccanica, che è uno dei comparti dopo il turismo che ha più evidenza di economia in Veneto, cioè proprio un'economia di qualità, un'economia che esporta. Ebbene, ACC ha commesse di lavoro e non ha la liquidità per poter affrontare gli impegni, per comprare e dare risposte ai fornitori, per pagare i propri lavoratori. Ecco, il 1° maggio dei lavoratori di ACC è un 1° maggio di grande dolore, perché stanno a rischio di vedere proseguita la propria attività dopo tutti gli anni con cui l'abbiamo difesa e dall'altra parte con una riduzione significativa dello stipendio. Ecco, questo 1° maggio di questo anno, dopo un anno intero di pandemia, è veramente molto amaro. L'anno scorso al Boit noi avevamo anche dichiarato, no, non è una festa senza il lavoro perché eravamo chiusi, ricorderà che eravamo proprio all'indomani del lockdown. Certo. Oggi l'accusa è non può esserci una festa senza lavoro, ma in che significa che la politica deve fare molto più di quello che non sta facendo oggi. Assessore, rimanendo su ACC, lei è sempre stata in prima linea su ACC, Ideal Standard in particolare, quindi le crisi industriali aperte in Valbelluna. Dove sta il nodo? Perché questo progetto di Italcomp, di cui tanto si è parlato, non parte? Lei che spiegazione si è data? Ma le ragioni sono intanto quelle di appunto una politica che ha perso del tempo, se posso dire così. Arboit e il governo Conte 2, dopo aver fatto un annuncio roboante di un progetto a cui io credo molto, perché c'è una ragione di economia internazionale che riguarda molti aspetti del nostro manifatturiero. Oggi c'è un gravissimo tema che è quello dell'innalzamento delle materie prime. Le materie prime oggi sono triplicate, quadruplicate, parlo di tutto, parlo delle materie prime che riguardano poi la filiera dell'acciaio, della filiera della plastica, parlo di tutto ciò che è proprio materia prima in senso stretto, rami e ciò che serve per fare le grandi produzioni. Oltre a questo si è anche visto come nel resto del mondo la pandemia abbia bloccato i flussi delle merci e non solo delle persone. E quindi l'approvvigionamento da una economia matura, anche quella veneta, che aveva portato molto a est, tutto l'est, in particolare la Cina e il Far East, oggi ha difficoltà di approvvigionamento. Pensate che per avere alcuni elementi e alcune componentistica anche di
di materiale che riguardano poi la produzione di elettrodomestici, ma anche la produzione di biciclette. Ecco, c'è un anno di attesa anche, comunque tempi di là dell'economia. Quindi c'è bisogno di tornare a fare una filiera interna. Ecco perché io credo in Italcomp, a una filiera italiana di produzione, peraltro oggi capace di stare sul mercato proprio perché l'aumento dei costi vale per tutto il mondo. Però perché, lei mi ha chiesto perché? Perché è stata rallentata di molto, perché l'interlocuzione con l'Europa, secondo punto, è stata fallimentare e l'Europa oggi non ci sta dando l'autorizzazione ad intervenire direttamente e questo è un grave problema. Al di là di ACC il tema è la pandemia pone il tema dell'accorciamento delle filiere e delle catene del valore sostanzialmente. È così ed è soprattutto di una filiera produttiva che in Veneto ha degli elementi di grande competitività. Quando gli investitori stranieri, fondi o grandi aziende vengono ad acquistare in Veneto lo fanno perché trovano qui tutto, trovano i fornitori di tutta la dinamica di una produzione che oggi è sempre molto complessa, trovano la ricerca, trovano un'alta formazione anche sia per quanto riguarda gli studenti che la forza lavoro qualificata e vengono e scelgono di investire in Veneto. E dall'altra parte però questa filiera che è molto corta è anche molto larga, se vogliamo, cioè corta in termini di chilometri, larga in termini di soggetti. Ecco perché oggi il post pandemia può essere una grande occasione per il manifatturiero italiano e veneto in particolare, perché noi siamo il cuore di questo manifatturiero, anche per il tipo di aziende piccole e medie, molto veloci. Io ho avuto un moto di stizza quando il presidente Draghi nel suo intervento ha parlato di aziende sacrificabili, come se ci fosse una taglia unica preferita. Io non credo alla taglia unica preferita. Credo che sia preferita solo di solito dalle banche e dai sistemi che vogliono controllare. Io invece penso che il Veneto, che ha una taglia molto variabile, piccole, piccolissime, molto diversificate, molto di nicchia, capaci di costruire però filiere molto robuste. Tanto che il mondo viene e continua a voler investire qui. Lo dico perché prima ho detto che avrei fatto due casi simbolo. Uno è ACC, con la colpa grave secondo me della politica. Oggi il ministro Giorgetti si sta dando molto da fare, ha ripreso in mano questo dossier, ma bisogna essere convinti che bisogna convincere le banche, perché senza liquidità, e non è una questione di sostenibilità bancaria, è una questione proprio di come si decide di intervenire in una filiera strategica quale quella dell'elettrodomestico. Dall'altra cito il caso della moda. Oggi un'azienda simbolo per il Veneto che è Palzileri del gruppo Foral Palzileri, sapete, si diceva non si può più fare abbigliamento in Italia, costa troppo. Ebbene, abbiamo 4 diverse manifestazioni di interesse, quindi 4 strade diverse, un produttore vero e proprio, un investitore, 2 fondi che decidono di avere interesse per. Allora vuol dire che si può ancora fare, bisogna crederci nella economia e nelle produzioni italiane. Credere più in generale nella manifattura e nello spirito manifatturiero del territorio. È così, perché i nostri imprenditori hanno fatto miracoli a reggere a un peso di una tassazione pesantissima, di anche elementi di competitività che sono stati anche molto scorretti nel mondo. Oggi può esserci una nuova occasione, la nuova occasione è quella di fare sì che... Ci sono problemi con lo Skype, ma ci colleghiamo... Ecco, adesso Assessore la risentiamo. Sì. Ecco, adesso la sentiamo. Purtroppo io sono in un posto meraviglioso, oggi il tempo a me grazia perché sono in Monferrato. In effetti anche questo tema del tempo non può essere un elemento, lo diciamo per il lavoro e il lavoro del turismo e della ristorazione. È il fattore non si può guardare fuori. Lo abbiamo visto questa settimana. Bravo, no. Non si può guardare fuori e sperare che sia bello, perché sull'altopiano di Asiago, nella nostra montagna bellunese, non si può mangiare fuori la sera mai, perché in montagna non si mangia di solito fuori la sera, ma non si può neanche determinare l'economia in base al tempo, perché lì siamo veramente al fatto e sono le scelte sbagliate della politica Arboit. Ecco perché io penso che l'economia veramente debba avere nel soggetto politico un soggetto responsabile.
E qui veniamo più alla sua anima, diciamo così, politica, assessore, da esponente nazionale di Fratelli d'Italia e delegata per le politiche del lavoro. Le mostro queste immagini che arrivano da Montebelluna, ma ieri ci sono stati diversi sit-in in tutto il Veneto. Non è, si legge in questo striscione, festa del lavoro senza lavoro. Qui riconosciamo alcuni esponenti politici di Fratelli d'Italia della Marca, Tommaso Razzolini, vedo Claudio Borgia. Ecco, quindi non è una festa del lavoro. No, non lo è più da almeno 2 primo maggio, perché è la festa per qualcuno, cioè, non è proprio una festa. Se pensiamo a chi ha perso il lavoro, a chi ha chiuso l'attività, se pensiamo ai lavoratori che sono nel dubbio che all'indomani dello sblocco dei licenziamenti si possa ancora trovare lavoro, non è festa per le palestre, non è festa per chi si occupa di attività di intrattenimento, le discoteche, tutto il mondo dell'intrattenimento, la musica contemporanea, i musicisti, gli operatori dei service. Io penso a tutto quel mondo che abbiamo dimenticato perché li abbiamo chiusi a febbraio dell'anno scorso e poi abbiamo pensato che non fosse una attività economica degna di rispetto. Penso a tutto il mondo della sicurezza. Ecco, pensiamo a un bar che chiude o a un negozio di abbigliamento. Pensate che i negozi di abbigliamento e di scarpe nell'ambito del commercio hanno chiuso di questi il 14%. È una cifra impressionante ed è impressionante anche perché di solito va a depauperare i centri storici. Ecco perché come Fratelli d'Italia abbiamo deciso ieri, a Montebelluna avete fatto vedere, ma siamo stati a Belluno, a Rovigo, a Venezia, a Marghera, a Vicenza, insomma a Padova, tutte le province sono state coperte da centri storici dove Fratelli d'Italia ha detto attenzione, qui si sta desertificando l'economia e l'identità italiane e venete, perché quando chiude un negozio, quel negozio era magari del padre, era della madre, aveva una tradizione dietro di sé, c'era una clientela che quando veniva in centro spendeva 2 parole, non faceva solo economia, faceva economia sociale. E questa è la denuncia forte di questi mondi, del mondo del commercio, del mondo del turismo, della ristorazione, dell'intrattenimento, dello sport, non se n'è occupato nessuno e questo è gravissimo. Sentirsi abbandonati, questo è stato il grido degli imprenditori, ma lo sapete perché la vostra emittente spesso ospita anche le associazioni di categoria, ospitate anche esempi di imprenditori che vengono a lanciare un grido di allarme e di dolore. Noi non possiamo pensare che sia solo un fatto che riguarda loro, riguarda tutti, perché riguarda le nostre città e i nostri posti di lavoro, soprattutto per quei giovani che ieri sono venuti con noi di Fratelli d'Italia a manifestare. E rimaniamo in ambito politico, la domanda è conseguenziale, nel senso che lei, Assessore, fa parte di una maggioranza di governo con la Lega che sostiene il governo Draghi a Roma. La imbarazza questo o perlomeno come sono i rapporti tra Fratelli d'Italia e Lega in questo momento e Forza Italia? C'è un allontanamento anche in vista magari di prossimi appuntamenti amministrativi o diciamo bevete l'amaro calice per il momento e fate buon viso al cattivo gioco? Come vi state rapportando a livello politico-partitico? Noi con grande serenità, cioè Fratelli d'Italia ha fatto una scelta coraggiosa, perché era più semplice andare tutti insieme. Quei primi giorni ricorderà Arboit tutti a dire chi è fuori, insomma Draghi è il più bravo di tutti, risolverà qualsiasi cosa, chi è fuori si mette contro, no? Noi invece abbiamo detto da subito voteremo tutto ciò che fa il bene dell'Italia e degli italiani. Ai noi, anche quando abbiamo presentato, Fratelli d'Italia ha presentato un atto che serviva per togliere il coprifuoco, perché riteniamo che sia gravemente dannoso e non sia giustificato scientificamente, non ha senso, no? Ore 22 chiudere, cioè come se il virus avesse l'orologio. Questo lo diciamo da un anno per lo più. Abbiamo presentato un ordine del giorno alla Camera dei Deputati e a votare a favore solo Fratelli d'Italia. Lega e Forza Italia, forse più in imbarazzo di noi a stare in governo,
si sono astenuti perché i governativi di fede, diciamo così, ideologici, cioè PD e 5 Stelle, hanno votato perché il coprifuoco restasse. Allora, noi continuiamo a dire che il centrodestra deve stare unito e deve stare sui temi del centrodestra. Sul coprifuoco, a parole, tutti siamo contro il coprifuoco. Poi noi abbiamo presentato un ordine del giorno per dire va tolto perché è grave che resti. Purtroppo per Lega e Forza Italia è stato difficile votare diversamente, quindi si sono astenuti. Ma io credo che questo non imbarazzi Fratelli d'Italia, sia molto più difficile per i colleghi dell'altra parte, diciamo, del centrodestra. Noi pensiamo anche, con Giorgia Meloni, che il centrodestra debba essere unito perché nei contenuti diciamo cose che agli italiani servono. Ed è per questo che non demorderemo nel continuare a tenere la barra dritta, ecco, diciamo così, continuare a dire le cose che i cittadini che hanno a cuore l'economia, che hanno a cuore l'impresa, che hanno a cuore anche uno sviluppo del futuro diverso da quello che ci vuole imporre il 5 Stelle e PD, molto sottomesso ad un'Europa che non ci tende la mano, e l'ho vista con ACC, ma noi vogliamo invece un altro tipo di sovranità. Spero veramente che al più presto si torni al voto e il centrodestra torni ad essere unito nei fatti. Assessore, tornerei con lei al 1° maggio. Abbiamo documentato diverse piazze ieri, ma tornerei su quella di Treviso perché è emblematica. La manifestazione è stata fatta davanti all'ospedale al Cafoncello. Vediamo cos'è successo ieri quindi davanti all'ospedale di Treviso. Io richiedo un secondo di silenzio per quello che è successo al nostro giovane lavoratore di 23 anni e anche per quelli colleghi lavoratori della sanità che purtroppo non ci sono più causa Covid e stavano lavorando anche loro. Grazie a nome dei lavoratori della sanità. È stato... Pochi secondi di silenzio che il direttore Benazzi ha chiesto di osservare in memoria di Mattia Battistetti, il 23enne deceduto in un incidente sul lavoro a Montebelluna, e di tutti gli operatori della sanità che in questo anno e mezzo di pandemia hanno perso la vita nella lotta al virus. Andranno chiamati eroi anche quando tutto sarà finito, sottolinea Benazzi, quando faranno i turni di notte o quando qualche paziente in ambulatorio si arrabbierà con loro. Le celebrazioni del 1° maggio a Treviso hanno visto CGIL, CISL e UIL riuniti davanti al Cafoncello per un grazie a medici, infermieri, OSS impegnati nei reparti, ma anche per ribadire quelli che sono i temi caldi legati al lavoro, un lavoro al quale l'emergenza sanitaria ha dato nuovo valore. Abbiamo capito che alcuni lavori che sembravano lavori marginali o che venivano in qualche maniera marginalizzati invece sono importanti. È importante il lavoro manuale, è importante il lavoro di cura, sono importanti le badanti, sono importanti i panettieri, sono importanti gli agricoltori. Naturalmente inevitabile non parlare della sicurezza sui luoghi di lavoro e di quanto ci sia ancora da fare. Oggi c'è da scrivere una pagina nuova che è quella di creare lavoro, perché questa società, la nostra comunità ha poco lavoro, ha bisogno di lavoro, perché di lavoro si deve vivere, non si deve morire. Purtroppo ancora oggi, ancora nel 2021, nella società avanzata si muore di lavoro. La crisi è ampia, ma chi la sta sopportando di più sono le donne, ha ricordato nel suo intervento il segretario della UIL Fraioli. Perché una donna non lavora solamente, ha 2, 3, 4 lavori, al dovere, la necessità di portare avanti una famiglia, le relazioni. Non dimentichiamo di questo, non ci dimentichiamo di queste lavoratrici. Di un nuovo patto sociale ha invece parlato il sindaco di Treviso Mario Conte, che ha detto: in questi 14 mesi ho asciugato le lacrime di uomini e donne che non chiedono ristori ma solo di lavorare. Fuori la politica da queste discussioni e dentro i lavoratori, dentro le persone, perché dietro un lavoratore c'è un padre, una madre, dietro un padre e una madre c'è una famiglia. E in diverse città venete oggi la CGIL insieme alla rete degli studenti media ha consegnato un fiore alle lavoratrici e ai lavoratori del commercio. Da 1 anno e mezzo non si sono mai fermati, che abbiamo applaudito nella prima ondata, ma che purtroppo attualmente sono dimenticati dal piano vaccinale, che non li include tra le categorie essenziali da vaccinare, e dimenticati dall'opinione pubblica. Crediamo invece che debbano avere il giusto rispetto e la giusta considerazione, e li abbiamo omaggiati per questo motivo. Ecco, Assessore, 2 temi mi sento di sottolineare con lei. Il primo, la sicurezza sui luoghi di lavoro. Il secondo, il lavoro femminile. Sono 2 questioni ancora caldissime.
Entrambe devono avere tutta la nostra attenzione, ed è quella che io in questi anni ho sempre veramente rivolto, con la condivisione di tutti, del mondo sindacale e del mondo datoriale. Nessuno si sottrae a questo. La sicurezza non è mai abbastanza, è fatta di 1000 sfumature, da comportamenti personali al contesto, alla situazione di pericolosità più o meno accesa di alcuni comparti. E quindi l'obiettivo è quello di non sentire più casi così gravi come quello di un giovane di 23 anni che perde la vita per il lavoro, e a lui e a tutti in questo momento, nel 1° maggio, deve andare il nostro pensiero. E l'altra riflessione è quella sulle donne, che lei ha ben definito. Sono 4 le donne che hanno perso il lavoro durante la pandemia. È esattamente il segmento, insieme a quello dei giovani, che sta pagando il prezzo più alto, perché la conciliazione dei tempi di vita, perché la riduzione del lavoro, se c'è una coppia, riguarda per lo più la donna, che si sacrifica anche, che rientra in famiglia. Quando c'è da curare un minore o una persona anziana, è la donna che anche giustamente ha una responsabilità maggiore, però non può essere un limite nella continuare a proseguire nella propria indipendenza, nella propria realizzazione di vita. E proprio sulle donne noi stiamo facendo moltissime attività e moltissime iniziative. E poi tutti quei lavori che abbiamo dimenticato, prima li ho citati, sono quelli che stanno pagando il prezzo più alto. Rischiamo di avere cancellato interi comparti di professionalità. E questo è un altro tema che afferirebbe anche all'altro suo referato, che è quello della formazione, ma avremo modo di tornarci, insomma, perché insomma, quando parliamo di scuola si apre, e di formazione si apre un mondo. Un mondo. La tengo solo qualche istante, Assessore, perché vorrei portarla nella sua Vicenza, perché oggi è una giornata importante, c'è un Bomba Day in atto e c'è collegato per noi da Vicenza Carlo Inghilleri. Buongiorno Carlo. Sì, buongiorno a tutti i telespettatori. Stavo proprio dando un'occhiata, come vedete, alle prescrizioni che sono state diffuse dal Comune a tutta la popolazione interessata da questo Bomba Day. Vi ricordo, per darvi le dimensioni di questa operazione, che sono state evacuate qualcosa come 3.076 persone per un totale di 1.608 famiglie. E di queste 500 sono le persone fragili, 500 persone fragili che poi hanno dovuto trovare una sistemazione. Molte hanno trovato una sistemazione grazie ai parenti che hanno provveduto, agli amici, ma c'è anche chi invece non ha potuto trovare una sistemazione, allora per loro ha pensato il Comune. Stiamo parlando, alla fine di queste 400-500 persone, alla fine ne sono rimaste circa una ventina, con 5 accompagnatori, che sono state poi accolte dal Comune in una struttura idonea, con gli operatori dei servizi sociali al Villaggio del Sole. Quindi viene dato da mangiare, ovviamente vengono mantenute anche le distanze, perché lo ricordiamo, questo è un Bomba Day in tempo di Covid. Altre 15 persone invece, che sono autosufficienti, sono state invece accolte nel centro B55, in Contrabarche 55, e anche qui grazie agli uomini della Protezione Civile hanno trovato accoglienza e una sistemazione ovviamente dei pasti. Sì, perché le operazioni sono iniziate molto presto, sono cominciate alle 4:30 del mattino, alle 4:15 sono stati allestiti i varchi, alle 5:30 sono state staccate tutte le utenze, stiamo parlando di energia elettrica, di gas, nel raggio di 500 metri, e poi alle 7:15 i varchi sono stati chiusi in entrata. Alla fine l'evacuazione è terminata alle 8 del mattino e alle 9 è suonata la sirena, e da lì sono cominciate le operazioni dei militari, che hanno operato in modo chirurgico da remoto. I militari hanno allestito un tendone in Campo Marzo a 150 metri di distanza dall'ordigno bellico, e da lì, da remoto, con il computer, grazie a 2 robot, stanno intervenendo proprio in queste ore in cui stiamo parlando, per
sfilare la parte dell'ordigno che appunto può innescare l'esplosione, la stuola, e quindi poi è stato e poi l'ordigno verrà portato dalle 3 del pomeriggio in poi nella cava dove verrà fatto brillare domani mattina. Quindi un'operazione davvero chirurgica effettuata da questi esperti, da questi militari davvero molto molto bravi. Ricordiamo, si tratta dell'8° reggimento Genio Guastatori dei paracadutisti La Folgore. Insomma, veramente dei grandi specialisti che in questo momento in cui stiamo parlando sono all'opera. Durante il disinnesco tutti i varchi di ingresso della zona vietata sono presidiati dalla polizia locale e dagli uomini della protezione civile. Qualche residente che abbiamo anche sentito e che avete sentito anche voi quando li abbiamo intervistati esprimeva anche la preoccupazione per la sicurezza. Sì, perché i vetri sono stati bloccati con lo scotch, ma poi le finestre sono state lasciate aperte, perché in caso di deflagrazione, nel caso malaugurato di deflagrazione, con le finestre aperte si riportano meno danni. Però c'è un problema di sicurezza. E allora come è stato risolto? Beh, nei primi 100 metri non può muoversi Mosca perché c'è l'esercito che presidia. Quella è zona militare, anche lo spazio aereo è spazio aereo militare per questa giornata speciale. I primi 100 metri di raggio dall'ordigno. Dal 101° metro al 450° invece, dove finisce appunto il perimetro che delimita la zona di evacuazione, da lì invece ci sono i droni che girano e ai varchi ci sono le forze dell'ordine. Quindi veramente un presidio di sicurezza molto molto valido, perché appunto grazie ai droni girano e quindi controllano che nelle case non si intrufoli nessun malintenzionato. Carlo, grazie davvero, ci hai raccontato una vera e propria task force, buon lavoro, e ovviamente se ci sono aggiornamenti ci sentiamo nel corso della giornata. Grazie a Carlo Inghilleri da Vicenza. Assessore Donazzan, lascio a lei un commento su quello che ha visto e che ci ha raccontato Inghilleri. Beh, intanto che macchina organizzativa veramente a cui deve andare il nostro applauso, perché è tutt'altro che semplice organizzare tutto ciò. Brava l'amministrazione comunale, soprattutto i volontari che si sono messi a disposizione e i cittadini che sono ovviamente sempre molto rispettosi, ma un plauso in particolare va all'esercito. Ancora una volta dimostriamo con l'esercito italiano che ha altissima preparazione, che capacità e soprattutto vicinanza a loro che stanno facendo qualcosa di molto delicato. E grazie a voi che ne avete data questa notizia. Assessore Donazzan, buona domenica. Ovviamente non mancheranno le occasioni per risentirci, perché i fronti, come dicevamo, sono sempre tantissimi. Buona domenica a Elena Donazzan, a voi tutti. assessore regionale all'istruzione e al lavoro. Adesso per noi c'è qualche istante di pubblicità, poi ritorniamo per parlare di musica, festival e grandi eventi. A fra poco. Siamo di nuovo in diretta in questa domenica che stiamo dedicando inevitabilmente ai temi del lavoro, dell'occupazione, dell'economia. Non solo perché siamo all'indomani della festa del lavoro del 1° maggio, ma anche perché siamo al termine di una settimana che è stata di ripartenza per diversi settori, pur tra mille problematiche, non da ultima la temperatura piuttosto bassa di questi giorni che sta rovinando diverse cene e pranzi all'aperto. Però appunto la fiducia e la speranza sono sempre le ultime a morire. Si spera in un'estate che sia di effettiva ripartenza. Ieri e anche oggi in parte le spiagge sono abbastanza popolate nonostante il maltempo, ma vi racconteremo tutto questo nel corso del nostro telegiornale. Dicevamo, abbiamo parlato di lavoro, abbiamo parlato di settori colpiti dalla pandemia. Di certo uno dei più colpiti
colpiti, forse il più colpito per certi versi, è quello dello spettacolo, della musica, dei grandi eventi, degli eventi musicali. È così? Chiedo a Roberto Guidolin, che è organizzatore di eventi ed è promotore, organizzatore di un festival molto importante, non solo nella Marca trevigiana, che è Voci d'Argento. Buongiorno. Sì, Guidolin. grazie Cristian, grazie intanto dell'invito. Sì, è così, purtroppo il settore degli eventi è stato flagellato da questa pandemia e ci auguriamo che adesso si possa essere una ripartenza per tutti. Noi nel nostro piccolo organizziamo il concorso Canoro Fiore d'Argento. Il concorso ha visto la luce 3 anni fa e lo scorso anno siamo stati colpiti anche noi, giustamente, dalla pandemia che ha fatto irruzione durante la fase delle semifinali e finali che avrebbero dovuto svolgersi nel mese di aprile, che però sono state interrotte appunto per questa pandemia. A fine maggio, quando c'è stata la possibilità di ripartire, siamo partiti con grande forza di volontà e con tutto il rispetto dei protocolli sanitari che ovviamente erano d'obbligo, e siamo riusciti a portare a termine la terza edizione. Il concorso appunto dà spazio a tante voci, ci sono 4 categorie, si parte dai ragazzini dai 6 anni fino agli adulti, quindi categoria junior, teenager, senior e inediti. E vedo che stanno già scorrendo le immagini proprio dei vincitori della terza edizione che si è svolta a Mogliano Veneto e che è stata vinta da una concorrente della provincia di Verona, che credo più tardi avremo con noi in collegamento, che è Maria Tomba. È un concorso che ha sempre avuto l'obiettivo di dare possibilità ai ragazzi, giovani o meno giovani che siano, di fare esperienza, perché molto spesso quando partecipano a un concorso il tutto finisce lì, mentre il nostro obiettivo, oltre a dargli la possibilità di esibirsi nelle selezioni, che sono di solito una 6 o 7, c'è anche la possibilità di continuare alla fine del concorso, sia per i vincitori ma anche per i partecipanti. Ad esempio 2 anni fa tutto il cast della seconda edizione ha avuto la possibilità di partecipare a Suoni di Marca. Abbiamo stretto questa partnership e ci è stata data appunto la possibilità di avere un palcoscenico in una cornice così prestigiosa come quella delle Mura di Treviso. E quindi anche qui sono luoghi simbolici che vengono coinvolti in un progetto che è necessariamente di rilancio. Assolutamente sì, e noi ci auspichiamo che veramente quest'estate ci sia il rilancio di tutte le attività musicali. Noi siamo un po' piccolini, perché io ho citato Suoni di Marca, che è l'eccellenza, diciamo l'evento più importante di Treviso e provincia. E bisogna che i ragazzi abbiano la possibilità di tornare ad esprimersi, a socializzare. So che è una parola che viene utilizzata molto spesso al negativo in questo periodo, ma quello che manca ovviamente adesso è il rapportarsi con gli altri concorrenti, perché molto spesso, e con il pubblico, perché molto spesso, oltre a partecipare, avere uno spirito di competizione, stringono rapporti di amicizia, perché i ragazzi partecipano a vari concorsi, si ritrovano, si confrontano, perché comunque vanno tutti a scuola, magari hanno la stessa insegnante di canto e cercano di migliorarsi. Ecco perché solitamente noi iniziavamo il concorso a settembre per terminare a maggio, duravamo proprio un anno scolastico. Mentre quest'anno faremo l'edizione estiva e inizieremo a giugno, se tutto rimarrà come è adesso o se migliorerà, e dureremo fino penso a Natale. Adesso le date saranno ovviamente sarà un lavoro in corso, un work in progress, proprio perché è la prima volta che noi iniziamo con la stagione calda, quando dovremo solitamente finire. Quindi l'appuntamento sarà a giugno e poi, se la gente che ci sta seguendo da casa, i telespettatori e le telespettatrici, vanno sul nostro sito www.fioredargento.it, troveranno le date. E possono inviare quindi le loro candidature. Assolutamente sì, io riapro proprio qui ufficialmente durante il telegiornale le iscrizioni alle selezioni. Le date, vado a memoria, spero di non sbagliarmi, sono il 12 e il 13 di giugno. A Mogliano Veneto. A Mogliano Veneto, al Live, un locale che si trova appunto a Mogliano. Il concorso aperto a tutti sostanzialmente, assolutamente, non ci sono limiti territoriali fondamentalmente? No, i limiti purtroppo ci sono a seconda delle zone, quest'anno, del colore dei cartellini giallo, rosso o arancione. Io mi auguro che si vada scemando e che si riapra totalmente la situazione. Lo scorso anno abbiamo avuto concorrenti dal Veneto, ovviamente dalla Lombardia, dal Trentino Alto Adige, dall'Emilia Romagna, quindi è aperto a tutti senza limiti di età e di territorio, e ovviamente sì, i limiti di età sono solo per l'iscrizione ovviamente alle categorie di appartenenza. C'è più ambizione o talento?
Beh, c'è voglia di divertirsi anche. Beh, sicuramente non deve mancare la voglia di divertirsi. Mi viene in mente anche un concorrente che ha partecipato alla scorsa edizione dove la voglia di divertirsi era più grande della possibilità eventualmente di continuare con gli step successivi. Ci ha fatto molto sorridere, ci è stato vicino perché ha partecipato a tutte le selezioni e purtroppo non è andato avanti con le fasi successive, però era molto originale, molto simpatico. Il talento c'è perché comunque abbiamo sia dai ragazzini agli adulti o agli adolescenti delle voci stupende, infatti molte delle voci che hanno partecipato le ho viste crescere di anno in anno perché nonostante noi abbiamo solamente all'attivo 3 edizioni, già a 10-11 anni hanno delle voci veramente spaziali, uso questo termine che non è molto formale ma è una cosa veramente che lascia impressionati. E poi anche i cantautori che partecipano perché c'è una crescita anche a livello di scrittura, a livello di originalità. Perché questa pandemia ha ispirato o ha in qualche modo soffocato l'ispirazione? Io credo che ne verrò a conoscenza adesso perché appunto noi abbiamo concluso l'edizione precedente dopo la prima parte del lockdown, quindi i concorrenti erano già iscritti e portavano i brani realizzati prima della pandemia. Secondo me ha dato lo spazio anche di creare perché ci ricordiamo bene c'è stato un periodo in cui tutti cantavano dai balconi, ma i cantautori sicuramente si sono rifugiati in loro stessi e si sono messi a tavolino per passare il tempo, hanno creato tanti pezzi e probabilmente non sarò smentito da questa affermazione e ne ritroverò diversi al Fiore d'Argento quest'anno. E dal punto di vista proprio lavorativo, abbiamo più volte raccontato la protesta di lavoratori dello spettacolo. Per te che ti occupi di organizzazione di eventi sostanzialmente, al di là di questo festival, che prospettive ci sono? Molto concretamente. Le prospettive al momento non sono molto rosee perché sappiamo benissimo che siamo l'ultima ruota del carro, non siamo stati considerati molto in questo anno di pandemia e molti pensano anche che dietro queste cose, questi eventi, noi siamo piccolissimi, ma ci sia solo la persona che vedono sul palcoscenico o che partecipa. Dietro ci sono veramente tanti lavoratori, dai fonici, dai tecnici, dai fonici, quindi tecnici audio, ai costumisti, perché comunque alle sarte, chi partecipa a un concorso dà da lavorare a tanti settori, perché i ragazzi si preparano con il vestito più bello, quindi vanno a comprare il vestito, vanno a farsi i capelli, quindi lavorano i parrucchieri, vanno a scuola di canto perché si formano e quindi danno giustamente il lavoro agli insegnanti di canto e poi partecipano al concorso e quindi arrivano alla manifestazione. È giusto dire che anche attorno a un festival c'è un indotto. Sì, va sottolineato sì. Questo. E che effetto ha fatto? Cioè che sentirsi dire più volte di far parte di una categoria sacrificabile o non essenziale. Ne abbiamo parlato prima con l'assessore regionale al lavoro. Vi siete sentiti offesi in questi mesi? Direi di sì, perché comunque si pensa che il divertimento non sia essenziale per tutte le persone. Se pensiamo bene, la mancanza di socialità ha provocato proprio un impoverimento dei rapporti. E cosa ha fatto la gente? Si è buttata nella musica. La musica come valvola di sfogo, la musica come passatempo. E quindi sì, facciamo un lavoro bellissimo perché facciamo sorridere le persone e facciamo intrattenimento, però è un lavoro perché comunque dietro ci sta una preparazione, vuoi chi fa il cantante di studio di canto, chi fa il cantautore di originalità, di tempo trascorso a scrivere i propri pezzi, chi organizza eventi anche nel chiamare le persone che servono per organizzare proprio quell'evento. Quindi c'è una preparazione di ore e ore dietro le quinte per produrre uno spettacolo di 1 ora e mezza, 2 ore. Nel mio caso, ad esempio, adesso che ripartiamo, nel riorganizzare tutte le persone che si erano già iscritte, che ci hanno dato fiducia, nell'organizzare anche la ricerca dei giurati.
Infatti io volevo farti un invito ufficialmente qui in diretta, se hai piacere di venire a fare il giurato in una delle nostre selezioni. Il giudice, il talent scout, diciamo. Sì, diciamo che noi le giurie le componiamo con persone che hanno vari background artistici. Nel tuo caso è il giornalismo e comunque ti occupi molto sicuramente non solo di cronaca ma di tanti altri ambiti. Non so se sarò all'altezza di giudicare, comunque molto attori, volentieri. cantanti, musicisti, chiunque è in grado di ascoltare una canzone, vedere una persona che si esibisce e dare un suo punto di vista. Devo premere bottoni, non fare ci sono qualcosa. pulsanti, non ci sono buzz, c'è solo una scheda nel caso delle selezioni di idoneità o meno al passaggio successivo. Quindi sei nella parte iniziale, non devi mettere i voti con i numeri. Perfetto. Quindi non devi dare i voti, ce la posso fare. devi giudicare se la persona secondo te è intonata o meno, è idonea a passare allo step successivo. Ti ringrazio. Figurati, per me è un piacere, assolutamente. Mondo dello spettacolo che riparte, se riparte anche il mondo del turismo. Questo è un dato di fatto e per questo ti mostrerei quello che sta succedendo nell'Asolano, perché ci sono dei timidi segnali di ripresa. È uno dei luoghi ovviamente più turistici, anche se parliamo di un turismo tutto sommato sostenibile della Marca, e questa è la situazione ad Asolo. Qualche era lo straniero, però qualcosina sì, si vede anche qualche straniero. Austriaco mi sembra, sì, questi giorni ho avuto degli austriaci. Segnali di ripresa per il turismo nella Marca e il riferimento non può che essere Asolo e Villa Cipriani, hotel preferito da turisti esteri e in particolare inglesi. Rivederlo aperto ha portato una ventata di ottimismo in tutte le altre attività cittadine che qui non si sono lasciate andare allo sconforto. Li apriranno tutti, per cui le sensazioni sono proprio di un'apertura totale ad Asolo. Città che punta all'offerta culturale per attrarre anche i turisti della porta accanto, accelerando sull'innovazione tecnologica applicata a luoghi, palazzi e musei. Ci sono 2 app molto interessanti che si aprono non solo a quelle che sono le nuove generazioni, ma sono facilmente fruibili da tutti, da tutte le età. Meno cartelli tra le sale museali e più telefonini intelligenti. Abbiamo pensato di aumentare ancora la tecnologizzazione del museo facendo appunto un percorso guidato ma che è anche un gioco con la realtà aumentata. E chi pensa che sia roba solo da giovani, la direttrice risponde. Ormai mia madre, 80enne, è in grado di fare qualsiasi cosa in internet, fa tutte le sue ricerche, i QR code non sono assolutamente difficili da utilizzare e la realtà aumentata l'ha trovata molto simpatica. Ottimismo quindi sul futuro economico e turistico, anche in vista della Pedemontana. Penso a Carinati, Riese anziché Altivole, ma la stessa Montebelluna o Casoni di Mussolente sono delle porte di accesso sulle terre di Asolo del Monte Grappa assolutamente fondamentali. E siamo riusciti a collegarci con la vincitrice dell'anno scorso del Festival Fiore d'Argento, una giovanissima da Verona, Maria Tomba. Buongiorno Maria. Buongiorno a tutti. Com'è stato partecipare a questo festival in piena pandemia? È stato tosto perché comunque bisognava seguire molte regole, però comunque penso che la pandemia non abbia tolto comunque la magia di esibirsi o comunque di fare nuove conoscenze. Tu ti sei esibita con un tuo pezzo, con un inedito? Sì, mi sono esibita col mio pezzo di cui ho composto sia musica che testo e si intitola Niente mi potrà fermare e principalmente è un inno comunque alla libertà di espressione e comunque anche essere se stessi. E niente ti ha fermato nemmeno il Covid, mi pare di capire, perché hai partecipato a questo concorso. E progetti? Hai qualche progetto in corso, qualche sogno nel cassetto? Beh, sicuramente un sogno del cassetto sarebbe comunque continuare a scrivere canzoni e anche farle arrivare a più pubblico possibile. Mi piacerebbe anche prendere parte a dei musical, ma continuare anche la strada artistica, insomma. Ecco, quindi il tuo sogno è questo, diventare una cantante sostanzialmente, ma... Sì.
E, stai partecipando, hai partecipato anche ad altri talent, non faccio nomi, ma insomma li conosciamo tutti. Allora, dopo Fior d'Argento ho partecipato a La musica del cuore, se non sbaglio, ed è stato anche lì, mi sono aggiudicata il primo premio, però comunque è stata un'esperienza bellissima perché mi ha permesso di mettermi sempre in gioco con persone, tra l'altro, e ragazzi bravissimi. Ma quello che dico sempre, l'importante non è vincere, ma partecipare, imparare dalle altre persone. È stata, io più di dire che è stata un'esperienza bellissima, non so cos'altro dire perché veramente non ci sono parole. E poi dopo tanto tempo di isolamento è bello rivedere persone, insomma. La musica, possiamo dire, ti ha aiutato anche ad affrontare questi mesi, immagino. Tu sei studentessa sicuramente di didattica a distanza e quant'altro. Sicuramente sì, perché tra l'altro ho anche la maturità quest'anno, quindi in quest'anno particolare, diciamo, dopo tanto silenzio è sempre bello mettere e anche dopo tanto stress è bello accendere la radio e mettere una canzone per svagarsi. Ecco, ma O comunque cosa anche metti? Pop, rock, dance? Qual è il tuo genere preferito, il tuo genere allora, di riferimento? Mi piacciono tutti i generi, quindi metto musica classica, Chopin, Beethoven, Einaudi. Mi piace molto la musica da film, quindi da colonna sonora, ma mi piace anche il rock. A 360 gradi, diciamo. Sì, qualsiasi cosa, insomma, qualsiasi cosa. Roberto Guidolin, che danno soddisfazione a questi giovani. Assolutamente sì. Ciao Maria, sono felice di rivederti in video. Ti auguro un in bocca al lupo per la maturità e ti aspetto più avanti perché sarai ospite d'onore ovviamente della 4ª edizione del Fiore d'Argento. Sì, lei come tutti coloro che l'hanno preceduta veramente sono soddisfatto, sono veramente stati bravissimi, hanno trasmesso tante emozioni a chi li ha ascoltati. Maria, ti va di cantarci qualcosa a cappella? Il singolo dell'anno scorso, il tuo inedito. Vai. Ok. Piango, ogni volta che ci penso parlo, ogni volta senza senso grido, per potermi liberare vado, niente mi potrà fermare, scrivo, stringo forte la mia mano, guardo, in faccia come un uragano penso, a un mondo migliore di rispetto, con il suo valore. Vabbè. Brava, grande, bella voce e bel messaggio. Assolutamente sì. Permettimi Cristian 10 secondi al volo. Prego. Ringrazio il maestro Mattia Zanatta che è l'ideatore della manifestazione che ci sta vedendo da casa e saluto anche i primi 2 vincitori, Francesco Michelan della prima edizione, Claudia Meneghini e Maria Tomba che aspetto dopo la maturità mi raccomando. Volentieri. Maria, in bocca al lupo per la maturità e per la tua carriera di cantante. Grazie Maria, grazie a Roberto Guidolin, organizzatore di questo festival. Le iscrizioni sono aperte, vi mostro sul sito il banner, eccolo qua, se possiamo mostrarlo. www.fioredargento.it per tutti gli aspiranti cantanti della Marca, del Veneto e non solo. Esatto. E non solo. Ci vediamo quindi il 12 giugno. Perfetto, ce lo segniamo. E noi siamo addirittura d'arrivo, vi abbiamo raccontato il Bomba Day di Vicenza, ci siamo soffermati poi sulle tematiche del lavoro e su quelle amministrative con il presidente della provincia di Treviso. C'è anche una notizia di cronaca che arriva da Montebelluna dove sono stati arrestati 2 uomini per spaccio di cocaina in stazione, ma vi daremo tutti i dettagli questa sera nel corso del nostro telegiornale. Saluto e ringrazio dalla regia Simone Merlo e Francesco Ceron. Saluto e ringrazio tutti voi per la cortese attenzione. Ci sono le previsioni del tempo. Buona domenica.
Tremonti, attrezzature e materiale per saldatura professionale a Montebelluna. Bentrovati al meteo. Il fronte perturbato giunto nelle scorse ore causerà qualche disturbo anche nella giornata di domenica 2 maggio. Clima mite, ma qualche pioggia. Vediamo dunque insieme il dettaglio. Sul Veneto contesto decisamente variabile, vedete la giornata sarà caratterizzata da un'alternanza di annuvolamenti e schiarite, al mattino precipitazioni diffuse, in seguito fenomeni in diradamento, dal pomeriggio nuovo aumento della probabilità di rovesci un po' su tutta la nostra regione, insomma tempo molto incerto. Temperature stazionarie minime tra 8 e 10 gradi, valori massimi compresi invece tra i 15 e i 22 gradi all'incirca. Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia, dove inizialmente avremo parentesi asciutte e soleggiate, a seguire anche in questo caso temporali dappertutto, anche forti e con rischio di locali nubifragi. Temperature minime tra 9 e 10 gradi, massime sui 18-19 gradi. Infine ci spostiamo sul Trentino Alto Adige, anche qui qualche pioggia intervallata da momenti più asciutti, ma scenario decisamente instabile. Temperature minime intorno agli 8-9 gradi, massime infine sui 21 gradi all'incirca. Dal meteo per ora è tutto, vi auguro come sempre un buon proseguimento in compagnia di Antenna 3. Tremonti, attrezzature e materiale per saldatura professionale a Montebelluna.